quale potere avresti se non ti fosse dato da questa sopra di te? Per questo ti mi ha consegnato con le tue mani, ebreo e gratamente di sé. Sarà il popolo a decidere. Ecco il vostro re! Gli gridavo! A morte, a morte, crucifiggi! Ma che male ha fatto costui? A morte, crucifiggi! Ma potrei essere io a crocifiggere il vostro re! Non c'è altro re che Cesare. Adoramus te, Christe, te benedicimus te. Quarta stazione, Gesù incontra la sua Santissima Madre. Grazie, Signore, con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Adoramus te, Christe, te benedicimus te. Curia per santa tutti tu redimisti mondo. La quinta stazione, Simone di Cirene. È un contadino che ritorna dalla campagna, viene costretto a portare la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. La Veronica asciuga il volto di Gesù. E dovrebbe essere il segno della gratitudine di ciascuno di noi per quello che Cristo fa
per ognuno dell'anima e sono sentimenti di richiesta di perdono per i nostri peccati e sono sentimenti di nuovo impegno di vita. Gesù incontra le pie donne di Gerusalemme. Grande d'amore, Signore mio, Signore mio, condenaura, Signore mio, tu sei sofferenti, voi speccaute sagenti, Signore mio. Signore mio, stai cantando amore in cruggi, su mal vivo distruggi, Signore mio. Volgendosi verso di loro, Gesù disse: Voi stesse e sui vostri figli, perché verranno dei giorni in cui si dirà: fortunate le sterili, fortunati i seni che non hanno avuto bimbi, e fortunati i petti che non hanno allattato. E allora si metteranno a dire alle montagne: cadete su di noi, e alle colline: copriteci, perché se trattano così il legno verde, che ne sarà di quello secco? Non si può vedere. Adoramos te, Christe, te benedicimus tibi. Nona stazione. Gesù cade la terza volta. Gesù è sfinito più che dal peso di una croce, è sfinito dal dolore per i nostri peccati. Miei cari, io l'ho detto prima, nella seconda caduta, lo ripeto ora in questa terza caduta, noi non stiamo giocando, noi stiamo assistendo a cose serie, la forza di rialzarci, ma di rialzarci sul serio per una vita cristiana vera. Abbiamo avuto la grazia della presenza di tanti sacerdoti, membro della riconciliazione, non si lasci passare questo tempo senza usare del dono di Dio per diventare davvero cristiani buoni. I soldati presero le sue vesti
e ne fecero 4 parti, una a ciascun soldato. La tunica era senza cuciture, tutta d'un pezzo, tessuta da cima a fondo. Dissero perciò: strappiamola, attiriamo la sorte. in tal modo si adempì la scrittura, si son divisi tra loro i miei abiti e hanno tirato a sorte la mia veste. Continuate così ad assistere con silenzio e con devozione. È il momento culminante di questa nostra via crucis. Gesù viene crocifisso per i nostri peccati. Dopo essere stato la veste, lo hanno spogliato, perché lui si è voluto spogliare di tutto per noi, mentre noi ci copriamo della nostra superbia, del nostro della nostra sicurezza. Che è stato crocifisso e muore in croce per noi. E forza è quella scritta, non è rete lei. Stavano poi presso la croce di Gesù la madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria Maddalena. Quando Gesù vide la madre e lì vicino il discepolo a cui voleva bene, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi, rivolto a Giovanni: Figlio, ecco tua madre. e da quel momento il discepolo lo accolse in casa sua. Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Verso l'ora nona diede un forte grido: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E subito uno dei soldati prese una spugna imbevuta d'aceto, infilata in una canna, l'avvicinò alle labbra di Gesù. Gesù, preso l'aceto, disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Tutto è così. Chinato il capo, spirò. Adoramus te Christe, te benedicimus tibi. Maria. Mangiata gramiglia.
Non c'è l'ora, ce le viene solo. Questo applauso che avete fatto, spontaneo, significa che avete compreso profondamente il senso delle cose. Continuiamo adesso a partecipare così come stiamo facendo, in meditazione profonda. Ecco Gesù deposto dalla croce domani. Non abbiamo il coraggio della fede, non abbiamo il coraggio delle opere buone, non abbiamo il coraggio di vivere nella santa grazia che si impegnano sul serio a vivere secondo Dio.